La leggenda risale al 1454 e racconta di un duello combattuto attraverso una partita al nobile gioco degli scacchi. Un'epopea d'amore senza tempo che da 60 anni conquista spettatori da ogni parte del mondo. Il resto lo fa la naturale scenografia, una delle piazze più belle d'Italia, incorniciata tra due castelli medievali. È la partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi che andrà in scena venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre e che come ogni anno coinvolgerà un esercito di volontari. Diciamo che i volontari sono molti e non si vedono solo la domenica sera a sfilare dopo tutti i figuranti e sono oltre 200 persone che lavorano non solo durante i 3 giorni dello spettacolo ma durante tutto l'anno. Un plot antico e collaudato, il libretto teatrale di Mirko Vucetic, che la regia di Maurizio Panici è in grado di innovare ogni anno. Ci sono moltissime novità, cambia la partita, che è una importantissima partita, e abbiamo anche degli effetti per le luci e anche per il video sulla facciata del castello che insomma sono un bel passo avanti. E poi ancora avvolto da un alone di mistero un omaggio alla partita a scacchi che arriva niente meno che da Yoko Ono. Ci prepariamo a vivere l'edizione più bella della partita a scacchi che ancora non abbiamo vissuto. Praticamente tutti i marosticensi lavorano per la partita a scacchi. Tutti i marosticensi lavorano per la partita a scacchi, questo da sempre, oltre ai figuranti che i nostri visitatori hanno modo di vedere in partita, c'è tutto il resto di Marostica che si sta dando da fare. Ma cosa rende unica la partita di Marostica? Io direi cuore, passione e comunità sono le parole che questo territorio con chiarezza lancia al mondo.